dove si è imposto Massimo Bitonci. E se andiamo a vedere i risultati e tutte le liste che si erano presentate già al primo turno, stiamo parlando di 7, 8, 9 candidati sindaci, ebbene, andando a vedere i risultati delle liste si vede come sia vincente ormai in tutte le tornate amministrative il modello della lista civica. Qualcosa è cambiato da questo punto di vista nel fare politica nelle città, cambiato in meglio, cambiato in peggio, ragionateci come volete, ma oggi i partiti hanno sicuramente meno peso nel trarre consenso, mentre le coalizioni di liste civiche sono quelle che veramente riescono a intercettare una gran parte di elettorato. È il caso esemplificativo di quella di Massimo Bitonci, che nella sua lista civica Bitonci sindaco ha preso 17.000 voti, 849, mentre tutti gli altri partiti sono sotto i 10.000, sia Forza Italia che la Lega che Fratelli d'Italia, che le altre due liste civiche, Prima Padova e Officina per Padova. Non solo Bitonci è ricorso alle liste civiche con grandissimo successo. Padova non è un comune piccolo, quindi è veramente significativa questa escalation delle liste civiche. Maurizio Sai, ad esempio, che non è andato al ballottaggio, aveva raccolto un 10%, però aveva fatto una lista civica a Rifare Padova che aveva preso 4.300 voti, e altre liste civiche sempre a supporto della sua candidatura, tutte da 1.000 voti ciascuna. Francesco Fiore, anche lui non arrivò al ballottaggio, ma soltanto 3 liste civiche, con quella che si chiamava Padova 2020 aveva preso 8.600 preferenze. Insomma, è come se i cittadini da un qualche anno a questa parte avessero da una parte riscoperto, almeno così la leggo io, la voglia di fare politica per la propria città, per la propria comunità, ma anche la volontà di farlo in un progetto che non va necessariamente oltre le mura di quella città, è un impegno civico di tipo proprio gratuito e che riguarda il proprio territorio. Questo secondo me è un dato di fatto su cui poi durante la puntata cercheremo di esemplificarne luci ed ombre. Quello che è certo è che una lista civica, per funzionare, ha bisogno di essere una lista civica vera. E certamente quella messa in campo da Massimo Bitonci è stata una lista civica vera, con personalità che non venivano, diciamo, solo e soltanto o principalmente da quella che possiamo dire l'intelligenza di Padova, ma nel complesso delle persone nella lista civica di Massimo Bitonci è veramente una capacità di aggregare delle persone molto popolari a Padova e che hanno contatto diretto con i cittadini. Uno dei casi emblematici di questa lista civica che ha portato poi alla vittoria Massimo Bitonci a Padova è certamente Stefano Fasolo, che ha 51 anni e in arte lo chiamano Badole, un soprannome che risale al tempo dell'adolescenza, quando alla parrocchia del Crocefisso era imbattibile a calcio balilla. Ebbene, lui di lavoro fa il venditore di panini per strada. Avete presente quei venditori, insomma, nel camion, che sono aperti dall'ora di cena fino all'alba? Ecco, da questo poi è nato un inizio di collaborazione che ha portato alla sua candidatura nella lista civica di Massimo Bitonci. Beh, Stefano Fasolo, detto Badole, è in collegamento con noi, e quindi sentiamo dalla sua viva voce che cosa è successo. Ciao Stefano. Ciao, hai detto Badole, non Badole. Si dice Badole o Badole? Badole. Badole, ma perché eri imbattibile al calcio balilla, vero? Sì, esatto. Ma tu che tipo di calcio giocavi? Anziché parlare di politica, parliamo di questo. Che tipo di calcio giocavi col calcio balilla? Sei uno di quelli aggressivi o quelli che meditano e fanno passare la palla a centrocampo e ubriacano l'avversario? Tutte e due, sì. Ecco, quindi questo è un po' il mix. E in qualche modo, secondo te, facciamo un parallelo veramente assurdo, la lista civica di Massimo Bitonci è riuscita, come il calcetto, a mettere in rete delle persone diverse che sono state capaci poi di fare un risultato che, certo, Massimo ha avuto grandi meriti, ma il risultato della lista civica è lì a dimostrare che c'era davvero un consenso popolare che si è riuscito a coalizzare sulla sua figura. Beh, lì si è riusciti, appunto, c'è un mix di persone, dallo studente al lavoratore all'imprenditore, dalla casalinga, e ha messo insieme tutte queste persone con la stessa volontà di fare qualcosa per la propria città.
Ecco, la tua esperienza personalmente, com'è nata questa cosa per cui sei entrato nella lista civica? Come te l'hanno chiesto, ti sei avvicinato tu? Racconta un po' la tua storia. Guarda, a me l'avevano chiesto degli amici ancora 5 anni fa di candidarmi in una lista e avevo detto ma quest'anno me l'hanno richiesto con la scusa che c'era Massimo Bitonci, me l'hanno fatto conoscere, abbiamo fatto amicizia e mi ha convinto. E quindi sulla fiducia umana ti sei buttato in questa avventura. Cosa ti volevo dire? Sì, la campagna elettorale dal tuo punto di vista, beh, tu certo non hai smesso di lavorare, hai fatto campagna elettorale dal tuo posto di lavoro, che è, dicevamo prima, un venditore di panini, quelli notturni, quindi dalla cena all'alba. Com'è andata questa campagna elettorale on the road? Allora, la campagna elettorale è andata molto bene, tanta gente si è avvicinata a Massimo appunto parlando assieme, anche gente opposta, diciamo del centro-sinistra, Sì. e comunque tante persone ammiravano Massimo come persona, perciò questo qui è stata la sua forza. Ecco, quindi sicuramente un mix vincente dove la persona conta molto e la capacità appunto anche di intercettare le persone in questo modo. Adesso potremmo provare a mettere la tua specialità, che mi sembra essere la piadina con tutto, nel menù delle scuole elementari. Pensi che si possa fare? Ma penso che i genitori proprio non vorrebbero un panino così. No, perché ci vuole un fegato adulto, uno stomaco adulto per andare a mangiarlo. Magari anche un po' allenato. Ecco, allora andremo per gradi, non lo daremo subito in prima elementare. No, partiamo con la piadina crudo e formaggio e ormai dopo finiremo con la porchetta. Va bene, va bene, va bene. Allora, mi sembra che le idee ci sono e sono belle chiare. Grazie mille a Stefano Fasolo, a Badole, il campione di calcio balilla, il paninaro di Padova, nella zona Pratalunga, mi pare che sia la sua postazione. Adesso non so se mi ricordo bene. Beh, comunque se andate a Padova pare che se chiedete di Badole vi indicano immediatamente la strada e dalla cena all'alba un panino, una piadina con tutto è garantita. Grazie mille a Stefano. Grazie a te ragazzi. Allora, avete visto, Stefano Fasolo è uno degli esponenti di spicco di questa lista civica, assolutamente davvero sanguigna, che viene dalla strada. Poi nel cammino di formazione di questa lista civica entra anche Nicolò Calore, e voi direte chi è Nicolò Calore? Beh, è un giovane ragazzo di Padova che era stato il leader dei goliardi universitari di Padova. La goliardia universitaria è una tradizione che le città universitarie hanno, e Padova più di tutte. Lui era stato il leader appunto dei goliardi, e fate conto che insieme ai suoi sodali qualche anno fa, un paio d'anni fa, aveva nottetempo cambiato la toponomastica di 150 strade del centro storico. Le aveva cambiate mettendo nomi assolutamente, togliendo i nomi storici e mettendo nomi della vita quotidiana di Padova. C'era Piazza San Pigiama, oppure Piazza White Sox, cioè calze bianche. Avevano fatto questa cosa, ma non solo questo, insomma un burlone, avevano fatto anche dei finti avvisi in cui si allertava la cittadinanza sul pericolo di pipistrelli infetti in fuga nel centro città, e aveva creato un certo scalpore, così come il terzo scherzo, che era stato quello di inviare insomma delle lettere in cui si diceva alla gente di passare all'ufficio postale perché dovevano consegnare loro un nano da giardino. Beh, questa è un po' la tradizione della goliardia, che a Padova è molto forte e di cui Nicolò è stato un grande interprete quando era leader dei goliardi universitari, e poi anche per lui nasce questa parte di impegno politico insieme a Massimo Bitonci nella lista civica. In questo momento Nicolò dovrebbe essere in onda con noi. Ciao Nicolò. Salve a tutti. Allora, Radio Padani. Allora Nicolò, come si parte da cambiare i nomi delle vie, a dire che ci sono i pipistrelli zombie e a ritirare i nani da giardino, e poi candidarsi invece per un progetto molto serio come quello di un'amministrazione come Padova con Massimo Bitonci? Beh, innanzitutto io devo fare due appunti fondamentali su questa cosa che riguarda appunto la goliardia patavina, nel senso che io sono stato tribuno, cioè capo appunto degli studenti padovani che vivono in maniera un po' più tradizionale il loro rapporto con la vita universitaria, e
e queste gesta si collocano all'interno comunque di un ambito che ha una tradizione lunghissima, nel senso che furono organizzati anche furti più o meno appunto goliardici. Una volta ad una mostra venne rubato un quadro del Conte Dracula quando lo fecero, quindi negli anni 70, anche durante i periodi bui, diciamo, del grande politico a Padova negli anni 70, comunque ci fu una luce con un certo umorismo critico, ecco. Sì. Quindi la goliardia ha questa funzione di essere essenzialmente una forma di satira che non risparmia nessuno. Chiedo scusa se sono affannato, ma sono in bicicletta, che è un'attività tipicamente padovana. Ok. Dicevi, una satira che non risparmia nessuno e che però fa parte di una tradizione. Esatto, fa parte di una tradizione e che è funzionale alla nascita di un senso critico che è la base dell'impegno politico, specie l'impegno politico nella propria città, nel proprio ambiente quotidiano. Quello che vorrei dire è partire da una frase di Massimo Bitonci: ormai il cittadino non sceglie più niente, forse neanche i parlamentari, lasciamogli scegliere il sindaco. E quindi questa rispecchia un po' quello che è stato l'impegno della lista civica Massimo Bitonci sindaco, che si è letto proprio in questa trasversalità di esperienze che ha portato al risultato, credo, eccezionale di ieri. Ecco, senso critico e tradizione, un po' le due parole che abbiamo tirato fuori anche da questa presentazione appunto goliardica, però senso critico e tradizione, con questi valori in che modo poi ti sei avvicinato alla lista civica di Bitonci? È riuscito a soddisfarti su entrambe, immagino. Allora, io devo ringraziare ovviamente la persona di Massimo Bitonci per questa splendida esperienza che è stata un po' una cavalcata assieme, e Carlo Medina, che è il direttore del suo ufficio stampa, perché abbiamo cominciato un po' per gioco nel dicembre dell'anno scorso a scoprire quelle parti di Padova, quei monumenti, quelle parti anche della storia di Padova che i padovani ignoravano. Piano piano abbiamo cominciato a vedere che si aggregava un movimento attorno a questa ricerca del ricordo e della tradizione, che ha veramente portato ad un consolidamento della coscienza civica. E ieri sera, scherzando, in realtà stamattina, perché ovviamente i lavori sono cominciati subito, con Massimo Bitonci ho detto: noi della lista civica siamo il secondo partito padovano, ed è vero, perché noi abbiamo sfiorato il 18% contro un apparentemente insormontabile PD che era al 22, mi pare. 24, sì. 24, però è tutta un'altra roba. Sì, infatti per questo 17.849 voti, 10 consiglieri comunali, 16%. Esatto. Sono i risultati che dimostrano, secondo me, un interesse, una riscoperta del cittadino, della forma politica della sua città, e fa pensare come alla fine il voto di scambio, il voto di prebenda, quello che insomma ha retto gli ultimi 10 anni di gestione malferma di questa città, sia stato vinto dal senso critico del cittadino, che invece si è voluto riappropriare delle sue rappresentanze, del suo palazzo, proprio dell'attività politica di ogni singolo. Ecco, poi una delle cose belle secondo me è proprio questa, che il cittadino nella lista civica si mette in lizza senza dover fare apparentamenti che vanno oltre le mura della sua città, però non c'è neanche quel modo, diciamo così, di dire che i partiti sono tutti uguali, fanno tutti schifo, sono tutti ladri, perché poi la lista civica dei cittadini si mette in rete anche con forze politiche consolidate e fa però un pezzo di strada limitato che va solo sul suo territorio, ma che poi va benissimo, e si inizia così a non delegare e a fare una rete di consenso. Io ci vedo queste luci nella lista civica. Tu concordi che ci sei dentro? Fondamentali, perché appunto, tornando a quello che ha affermato Massimo ieri, i cittadini si sono appropriati del loro diritto, l'ultimo rimasto, di scegliere appunto sulla territorialità la propria rappresentanza e la propria gestione, perché se questo centralismo
politicante di cui siamo vittime, no? Diciamo, il cittadino è vittima di questo centralismo, l'ha fatto completamente dimenticare anche l'importanza della figura del rappresentante locale, che è il sindaco, e dell'amministrazione. In questo un appunto va fatto tutto sommato al grande Moloch del Partito Democratico, che ha, secondo me, volutamente lasciato solo Ivo Rossi nel tentativo appunto di ripulire dei bersaniani il suo interno. Quindi il problema del partito con forte centralizzazione è questo, comporta un po' come un padrone, ecco. E poi rischia di diventare autoreferenziale, poi ovviamente sono cose che alla lunga danno vita a reazioni, fortunatamente come quella che c'è stata a Padova. Senti Nicolò, l'ultima domanda: adesso tu il nome di una via lo cambierai davvero dal Consiglio Comunale o no? Sì, io un bel Via Rossi avevo proposto. Via Rossi, ecco, va bene. E ormai però mi dicono che c'è già, comunque, d'altronde è uno dei cognomi più frequenti sul territorio nazionale, quindi deve esserci per forza. Va bene, grazie mille a Nicolò Calore e speriamo di sentirci presto per sentire le prossime cose che verranno da Padova. Siamo ovviamente tutti curiosi di vedere come si muoverà questa amministrazione nuova in una città molto vivace come Padova. Sì, ti sento. Il cittadino è stato confortato dall'esperimento felice di Cittadella. Quindi aveva una cartina al tornasole, in un certo senso, un grigio di laboratorio per vedere come ha lavorato Massimo Bitonci. Con i numeri di Padova c'è, ovviamente, con le dimensioni anche del comune, è una scommessa, ma una scommessa che io, per lo stesso motivo per cui ho messo il mio nome vicino a quello di Massimo Bitonci, ma per cui l'hanno fatto anche tantissimi altri cittadini, ho estremamente fiducia in questo futuro prossimo, ma anche lontano, ci sta mai. Radio Padania seguirà passo passo le vicende dell'amministrazione Bitonci e ne vedremo delle belle, perché con gente così secondo me ci sarà da divertirsi a Padova. Grazie Nicolò, ti saluto, ciao. Grazie a tutti, buonasera.
Ne vedremo delle belle quindi da Padova, dopo che questi personaggi sono entrati nel Consiglio Comunale, poi vedremo anche nella giunta di Massimo Bitonci, che addirittura in campagna elettorale aveva proposto, altro probabilmente segreto di una vittoria, il fatto di dire: ma nel caso sono anche disponibile a dare un assessorato all'opposizione. È una cosa veramente che fa onore a un candidato sindaco e che toglie quelle barricate che non servono a niente. C'è da fare una riflessione in più sul Partito Democratico, una riflessione che lascio a voi. Fatemi sapere se la condividete o come la pensate. Insomma, questa cosa delle liste civiche, diciamo, come vi ho detto anche prima, è una cosa che dappertutto funziona molto bene. Bisogna ammettere che il Partito Democratico tiene, perché anche a Padova comunque i suoi 26.000 voti li ha presi. Ecco, secondo voi questo fatto dei voti al Partito Democratico è perché in qualche misura è capace ancora, è radicato sul territorio e quindi è capace di avere delle risposte da parte delle persone che hanno un interlocutore politico chiaro, oppure, come un po' la penso io, il Partito Democratico in realtà è il nome del più grande gruppo misto che si sia visto nella storia d'Italia e non è un vero partito, dal momento che ci si può entrare di tutto, ai congressi può votare anche gente che generalmente non può votare alle elezioni. Insomma, c'è tutta una struttura di questo partito che ha una capacità molto liquida di far entrare un po' di tutto e facilmente da parte della cosiddetta società civile, cosiddetta perché non è che poi c'è la società incivile, però ci siamo capiti. E poi, come ricordava bene Nicolò, oltre a questa capacità di ramificarsi in modo molto liquido, c'è però un centralismo democratico nella gestione che alla fine lo fa essere un partito che molto spesso vediamo assolutamente autoreferenziale per quanto riguarda la gestione del potere a Roma, che molto spesso va anche a minare l'attività dei suoi stessi sindaci, e c'è tutto quel gioco delle parti di cui vi abbiamo dato conto. Fatemi sapere un po' voi come la pensate così, non è che bisogna essere Mannheimer per esprimere delle opinioni, quindi non abbiate paura a lanciarvi. Io mi sono lanciato. 346 64 277 56, al ritorno dal GR vi darò conto insomma di quelle che arrivano, il Partito Democratico che tiene, perché secondo voi. E intanto, prima di chiudere, stiamo per andare verso il GR. Prima si è parlato dei nomi delle strade, e a me, quando si parla dei nomi delle strade, mi viene in mente questa poesia di Nino Pedretti che vi consiglio. Il volume si chiama Alvusi, Torino, è in Audi, questa è a pagina 19 ed è una poesia sui nomi delle strade. I nomi delle strade. Le strade sono tutte di Mazzini, di Garibaldi. Sono dei papi, di quelli che scrivono, che danno dei comandi, che fanno la guerra. E mai che ti capiti di vedere via di uno che faceva i berretti, via di uno che stava sotto un ciliegio, via di uno che non ha fatto niente perché andava a spasso sopra una cavalla. E pensare che il mondo è fatto di gente come me, che mangia il radicchio alla finestra, contenta di stare d'estate a piedi nudi. Amici padani, ascoltate cosa può succedere.